Cristo risorto che sale nei cieli, risuoni perenne la lode e la gloria. Cristo risorge, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente questa Santa Messa di Pasqua, chiediamo perdono a Dio dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissio. Per mia colpa, mia grandissima colpa. Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore. Con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi che celebriamo la risurrezione del Signore di rinascere nella luce della vita, rinnovati dal tuo Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, il tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Ripetiamo insieme.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Facciamo festa nel Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro. Sia lodato Gesù Cristo, ciao a tutti, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fratelli. Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo, che era più giovane, corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato posto sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo Giovanni, che era entrato per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore.
quanto di doloroso sta succedendo nella Santa Terra, la Palestina, in Ucraina, in Sudan, in Myanmar, in diverse altre parti del mondo, mi ha indotto come a rispolverare una predica che ho fatto, almeno senz'altro era chiuso, qui non mi ricordo, sono già un po' di anni, che ho fatto appunto alcuni anni fa. Però inizio con un pensiero positivo, di grande valore, valore morale spirituale, religioso, ma che si proietta però soprattutto sull'uomo, sul fatto sociale, su quanto che dovrebbe essere il vero ideale per creare una convivenza pacifica fra tutti i popoli che, come ho detto, purtroppo sono in guerra. È un pensiero che traggo da uno scritto del nostro compaesano, padre Hermes Ronchi, ancora scritto da lui nel 2008. La risurrezione di Cristo è il Vangelo del corpo. E la buona notizia che esso non è destinato ad essere annullato, azzerato, fatto saltare in aria, ucciso, semplicemente buttato via, ma trasformato. Perché il corpo è il luogo in cui c'è dentro il cuore dell'uomo. E se il cuore è abitato da Dio, finalmente, come dice padre Tuoldo, che è confratello della confraternita di padri di padre Hermes, i sensi del corpo diventano come divine tastiere che suonano soltanto armonie melodiose di gioia, di pace. E il corpo sfocerà di nuovo, oltre la morte, come un fiume di luce. La risurrezione di Cristo è la salvezza della corporeità dell'uomo. Dopo i racconti di Pasqua non si può più pensare al corpo come un involucro da cui liberarsi, neanche per entrare in comunione con Dio. L'intera persona umana è nella vita di Dio. Queste belle parole di padre Hermes sembrano veramente stridere con quanto avviene ogni giorno nei paesi che ho citato. Ma nello stesso tempo indicano una vera strada, quella indicata da Cristo, per rendere questa terra veramente come una casa abitata pacificamente da tutti gli uomini. È una strada continuamente indicata dalle parole di Gesù. Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero ignudo e mi avete vestito. Ero ammalato o in carcere e mi avete visitato. Ogni volta questo che l'avete fatto a uno dei più piccoli. Come sarebbe diverso il mondo? Non ci sarebbero più le guerre. Quando infatti rifletto su quello che vedo in TV o leggo nei vari giornali, da un lato anche condivido le opinioni di quanti ritengono che spesso queste cose che succedono sono conseguenza di certe scelte politiche sbagliate.
ma almeno io non so voi, non sento mai mettere il dito sulla piaga della perdita di valori umani. Tantomeno ricordare quelle parole appunto di Cristo che ho ricordato. Qualsiasi cosa avete fatto a uno di questi miei fratelli, l'avete fatto a me. Continuate ad uccidermi. Nella morte, ecco, dei miei fratelli. Il cristiano deve sempre ricordare che Dio è amore, che tanti credono in Lui non possono non amare questo mondo, non possono non amare e rispettare i loro simili, anche se diversi per nazione, per cultura, per religione. Io ho la netta sensazione che abbandonando e combattendo la fede cristiana, l'uomo e la società stiano brancolando come in un vicolo cieco, senza sbocco, senza uscita. Perché? Perché tutti vogliono avere ragione. Perché si crea la società di nuovi dei, il dio denaro, il dio successo, il dio potere, ai quali tutto si sacrifica. A differenza appunto da quel Cristo, purtroppo così abbandonato, vilipeso, bestemmiato, e che invece ha dato la sua vita per gli uomini e che ha insegnato che quanti vogliono essere persone veramente religiose devono amare, devono rispettare ogni persona. La Pasqua, pertanto, veramente come ci ha ricordato Padre Hermes, è la salvezza della corporeità della persona, e non soltanto per un'altra vita, quella eterna, ma a cominciare qui su questa terra, qui in questo mondo. Come cambierebbero le cose? Vorrei concludere con accennare come la Pasqua offre anche una luce intensissima su tanti altri aspetti del vivere umano, cioè sul dolore umano, sulla morte, non eliminandola, ma trasformandola dall'interno nel cuore dell'uomo. Lo ha scritto sulla sua pelle, perché è morto il 9 aprile 1945, impiccato in un campo di concentramento, il pastore luterano Pietro Bonhoeffer. Ora so che egli, Dio, mi salverà non dalla sofferenza, ma nella sofferenza, non nella morte, ma non dalla morte, ma nella morte. In ogni prova Dio non ci protegge da ogni dolore, ma ci soccorre in ogni dolore. Per questo anche Padre Davide Maria Turoldo ha detto: Dio naviga in un fiume di lacrime. La sua risposta è un'unica parola: risurrezione. Sono gli auguri sinceri per una Pasqua veramente cristiana. Credo in un solo Dio, Padre Onnisciente. Credo in un solo Signore, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato per mezzo di tutte le cose, per noi uomini, per la nostra salvezza. Dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine, si è fatto uomo,
fu pure crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo la scrittura, è salito al cielo sopra la destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria. E con il Padre. Come preghiera oggi, propongo la preghiera alla Madonna della Salute. O Vergine Santa, tu apparesti la piccola Teresa Luz in un anno che ha conosciuto un terribile morbo e colera che ha ucciso milioni di figli loro in tutta l'Europa. Anche gli abitanti del piccolo paese di Porcius hanno pianto la morte di alcuni loro parenti e amici compaesani, invocando la tua materna intercessione. Tu li hai ascoltati, liberandoli da quel terribile male ed essi riconoscenti ti hanno invocata Madre amorevole. Come segno delle loro perenne grazie, ci hanno lasciato una tua dolce immagine, chiamandoti salus in primore. Anche noi, guardando il dolce tuo volto e quello del tuo amatissimo Figlio nostro Signore, ti chiediamo con fiducia e con speranza, liberaci dai tanti mali morali e spirituali che insidiano la nostra fede in Dio, ma proteggici anche dai tanti mali fisici, dalle tante malattie che minacciano la nostra vita e quella dei nostri familiari e delle nostre comunità. Donaci la tua filiale confidenza del Padre, sì da poter dire sempre come te, si compie in noi, Signore, la tua santa volontà. E così sia. A te, Signore, lediamo in noi. A te, Signore, noi ti doniamo. Quel pane che offre la Chiesa. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Esultante per la gioia pasquale proclamiamo questo sacrificio nel quale viabilmente rinasce e si nutre la tua Chiesa per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere con cui salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno, nel quale Cristo nostra Pasqua si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha vissuto la morte e risorgendo ha ridato noi la
dell'umanità è giunta su tutta la terra e le schiere degli angeli e i santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra, Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene. Padre veramente santo, Signore Dio dell'universo, è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. E continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, santifica e consacra quel tuo Santo Spirito, i doni che ti presentiamo, perché diventino per noi il corpo e il sangue del tuo Figlio nostro Signore Gesù Cristo. Egli, offrendosi veramente alla sua passione, prese il pane e le grazie, lo spettro diede i suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per me. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice delle grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti. In remissione dei peccati fate questo in memoria. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, celebrando la sua mirabile assunzione, la resurrezione e assunzione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il redimento di questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo, un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta fedele, perché possiamo ottenere le mie promesse insieme tutti gli eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, i nostri santi apostoli, i nostri santi patroni e i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione dona pace e salvezza al mondo intero. Conferma la fede e l'amore la tua Chiesa peregrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Riccardo, l'ordine episcopale, i presbiteri e i diaconi e il popolo che tu hai eletto. Ascolta la preghiera della tua famiglia che hai convocato nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. E ricordati anche di tutti i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a vedere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio. E in Gesù Cristo tuo Figlio noi canteremo la tua gloria.
per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre potente, nell'unità dello Spirito Santo. Ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Anche oggi i nostri fratelli in Cristo ortodossi celebrano la Pasqua, perché loro hanno anche date diverse. Quest'anno celebrano anche loro, come noi cattolici, la Pasqua. Allora questa coincidenza aiuti un po' tutti a cercare quelle strade, perché la Chiesa possa ritornare, come nell'anno 1000, ad essere una sola Chiesa, non divisa in tanti settori. Sarebbe una grande testimonianza per il mondo intero. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo. E non abbandonarci alla tentazione, liberaci, o Signore, da tutti i mali, da tutte le pandemie, da tutte le guerre, concedi la pace in questi giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compie la beata speranza del nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dite noi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Cambiate in un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi che siamo invitati alla mensa del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua vita, ma di soltanto. La pagina 33. Cristo, Cristo, sì, Cristo, 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 cantate o Cristo sopra, Cristo si celebri, Cristo
alle 10:30 la messa in sloveno, come tanti anni ormai, vero, con i nostri sloveni. Sarà presieduta dal parroco di Nuova Gorgia. E poi domenica, oggi 8, per noi italiani, appunto, l'inizio ufficiale, così come lo chiamava Don Vito, della nuova anno dei pellegrinaggi, messo un po' in difficoltà da quello che è successo. Sarà qualche Dio ora, vero? Ecco, e con una piccola novità, proprio in seguito alla frana, ecco, faremo lo stesso un piccolo pellegrinaggio per chi vorrà, la gente, ecco, a cominciare alle 10:30 dalla cappella della apparizione, salendo verso il cimitero e poi venendo in chiesa, che sarà, se per tempo speriamo, all'aperto, ecco, alle 11:15 con il direttore del Beardi, Don Enrico. Un pellegrinaggio per conservare la tradizione che facciamo ormai da 20 anni, ma anche con uno scopo particolare. Proprio mentre noi faremo, ecco, questo piccolo pellegrinaggio, a Roma viene santificato Carlo Acutis, quel ragazzo morto a 15 anni, diventato santo, appunto. Oggi 8, più o meno a quest'ora, sarà proclamato in Piazza San Pietro santo a 15 anni. Noi dobbiamo essergli grato, ecco perché anche questo piccolo pellegrinaggio, durante il quale si parlerà anche di lui, perché ha fatto 2 raccolte, lui è un genio del computer, una raccolta sui santuari che ricordano i miracoli eucaristici e un altro sui santuari dove anche secondo lui è apparsa la Madonna. Lui ne ha fatti 6, è riuscito, poi è morto purtroppo. L'ha completato la mamma. 26 selfie da lui personalmente. Al 20° posto c'è Porgius. Quando l'abbiamo sentito ci siamo commossi. Questo nuovo santo, su 26 santuari da lui raccolti, al 20° dice Santa Maria degli Slavi, Porcius. Ecco perché è giusto ricordarlo, esserne anche orgogliosi. Ecco perché un santo ci ha ricordato. Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Signore, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali giunga la gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In questo santo giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica nella sua misericordia e vi difenda da ogni insidia del peccato. Amen. Dio che vi rinnovi per la vita eterna, nella risurrezione del suo unico Figlio, ci concede il premio della immortalità futura. Voi che dopo i giorni della passione del Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, con voi rimanga sempre. La messa è finita, andiamo in pace. Alleluia, alleluia. Una croce tu ponesti sulla mano d'una bimba che poteva.
No, è affidarsi. È affidarsi.